Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo a Austin, Gran Premio del Texas, ancora pole position per Valentino Rossi e Fioi, possiamo fare bene anche qua che se non è una gara strafavorevole. Ho ascoltato il vostro consiglio, ho messo la gomma dura dietro, vediamo un po' ragazzi. 3, 2, 1, rock and roll! Scateniamo l'inferno ragazzi, dai! Eccoci qua. Mamma mia, subito bagar pura, Marquez fuori, mamma mia, Marquez fuori. Marchetto Marquez fuori. Incredibile, subito alla prima curva, casino cumendiano. Contatto di gare, Marquez se ne va. Concentration, mamma mia, sarà durissima ragazzi, perché comunque qua non siamo in Qatar, quindi ci sarà più lotta. Qua un po' lungo il Cumendone, qua un po' lungo, attenzione siamo con Lorenzo, sfida con il magnifico, sfida in casa Yamaha. Dai Cube. Valentino adesso prova a tutti i costi. Dopo il Gran Premio della Malesia, vero, altro contatto Rossi, Marquez stavolta, anzi come in Malesia, la peggio, il buon Marquez, ma cazzi tuoi vecchio. Noi non siamo mica qua a pettinare le bambole. Sarà dura via, attenzione qua. Rossi prova una... un po' esagerata sinceramente, una staccata un po' troppo al limite. Attenzione subito. Lotta vera, lotta vera. Mamma mia, Lorenzo però sta andando via bene. Intanto abbiamo Iannone terzo. Porca trota, Lorenzo se ne sta andando ragazzi, Lori se ne sta andando. Devo anche abituarmi con la gomma dura. Se possiamo fare anche un... se abbiamo tempo, per fortuna abbiamo 6 giri che abbiamo tempo di recuperare. Anche Marquez probabilmente ha tempo di rientrare. Vediamo com'è. No, 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 sto sbagliando troppo però, Non va bene, non va bene. Non una gran gara finora di Rossi. Attenzione, Iannone tampina un po' Rossi. Ma non stiamo di certo guidando bene. Ma c'è una moto che vola, non capisco. Cos'è la telecamera? C'era una cosa che è un po' strana. Iannone sempre terzo. Ancora disarcionato Rossi, ma si salva. Si salva il pesarese. Vai Cume, vai. Lorenzo è là, devo stare calmi perché ho visto che se spingo tanto di più rischio di sbagliare. Un conto è la qualifica, un conto è la gara, ragazzi, Questa è la curva che mi spaventa di più perché è veramente pericolosa. Poi questo sali-scendi qua veramente la rende stra-insidiosa. Buono, buono, dai, siamo là, siamo là. Dobbiamo solo vedere un po' se possiamo rischiare di più in qualche curva e capire anche le gomme. Chiaramente l'anteriore è più consumata della posteriore. Però stiamo rosicchiando, mi sembra. Rispetto al giro precedente siamo un po' più vicini. Sì. Siamo più vicini, ragazzi. Il passo c'è. Chiaramente abbiamo fatto anche la pole, quindi sicuramente non siamo messi male. E anche il secondo giro completato. Occhio.
Purtroppo un po' paura perché ho paura che di consumare giro record di Vale, però ho paura di consumare la ruota. Eh sì, c'è una moto che vola, ragazzi. C'è una moto, una Yamaha che vola, bello. Bellissimo bug. Credo che se non sistemano queste cose, però è veramente che vergogna. Ma perché? C'è una moto che vola, cazzo. Non so se è un monumento che c'è a Austin, ma... Vabbè. Comunque, super rotta col magnifico come in Qatar. Piano, come sono messe le gomme. Insomma, la gomma anteriore non è messa bene. Dai, fioi, stiamo buoni, stiamo tranquilli. Comunque le possibilità ci sono anche per la vittoria. Solo che devo prendermi qualche rischio in più. Chiaramente il Kuma qua, vai Vale. Vale molto vicino, signori. Vale molto vicina. Mamma mia, che scodate del Kuma, che scodate del Kuma. Sento la moto un po' andare. Io seguito il vostro consiglio. Buono. Non stiamo andando male, sono soddisfatto per il momento. Che la traiettoria la devo tenere perché... è proprio partita la moto, cazzo. Vai. Perché almeno sono un po' più tranquillo, se no veramente... Magari sul prossimo MotoGP la leviamo anche quella, visto che ormai abbiamo fatto di tutto. È un bel vantaggio, su Patatone. È una lotta proprio Yamaha. Dai ragazzi, su. Vabbè, ma la moto che vola però è stupenda. Eccola là. Vabbè, insomma, non dobbiamo però guardare la moto, perché se no rischiamo di cadere. Infatti qua abbiamo perso un po', forse qualcosina l'abbiamo persa. Non sfruttare così il cordolo come che non siamo solo in Formula 1 qua. Lorenzo ha un passo veramente buono, eh? Lorenzo abbiamo stata una super lotta con Lorenzo in Qatar, abbiamo vinto di non so neanche quanto, ha dato pari merito, in realtà c'era un piccolo vantaggio di Rossi, ma proprio poco, mamma mia. Qua mi salvo veramente con un culo grande e gigantesco proprio. Cioè è andata di lusso qua, mi ha un po' spaventato però sta roba, eh. Ha un po' spaventato il Cume. Dai, come regalaci un sogno. Quanto vorrei vincere anche a Austin. Calma, come sta? Calmo, madonna, Cume. Dai, la gomma dietro c'è ancora molto bene. Quella anteriore che se ne sta andando. Ma chiaramente non posso mettere due dure perché sennò... Se non so neanche io, ragazzi, cosa fare. Se provare l'attacco, quindi spingere un po' di più, o accontentarmi del secondo posto e quindi il pari merito nel mondiale, perché se vince Lorenzo io arrivo secondo, al contrario della gara in Qatar, quindi andiamo agli stessi punti. Mancano 2 giri comunque, Ciolaps. Iannone a 1,4, è proprio una sfida interna per la Yamaha, è una cosa anche positiva, per carità del Signore. Però lei è dura, lei è molto dura. Beh, la moto mi gasa comunque. Però dai. Mamma mia, ancora rischio per Rossi. Proviamoci ragazzi, non possiamo pettinare le bambole. Noi non possiamo. Che lotta, raga, che lotta. Veramente una lotta comendiana, una tipica lotta comendiana. Molto bene, molto bene.
Dai, piccolo Kuma, dai. Regalaci il sogno di vincere anche Austin. Quale esagero? No, dai, non esagero. No, no, no. Questa è proprio la curva dove meno devo esagerare. Anche se è la curva che, se fatta bene, può darmi più vantaggio. Comunque, grazie per il consiglio della dura, perché comunque, dai, tiene bene quella dietro, eh. Grandi ragazzi, sempre soliti idoli della Sud siete. Gli idoli della Sud. Dai, piccolo Kuma, dai. No! Mamma mia, altra rischiata proprio. Madonna, spero da infarto, fioi. Gara da infarto. Speriamo in un crollo delle gomme di... No! E ancora si salva, sto rischiando però, Sto rischiando tanto. Inizia l'ultimo giro qui in Texas. Dai, fai l'erroretto, Lorenzo. Dai l'erroretto, brutto figlio della mignotta. Del Magnificus. Ciao moto. Salutiamo la nostra moto volante. Attenzione, stiamo girando bene, calma. Attenzione, Rossi. Rossi ci prova alla fine. Rossi ci prova alla fine. Non ci voglio credere, calma. Relax, Kuma, relax. Proviamoci alla fine. Stiamo molto attenti perché non possiamo permetterci un contatto dopo quello che è successo alla prima curva. Dai fioi, dai fioi. Niente, sono andato molto vicino, però anche la paura forse ha fatto il suo. Dai Vale, dai. Ma forse ancora mezza curva per provarci. No, lungo Rossi. Lungo Rossi. Si salva. Niente da fare, grandissimo giro finale, comunque. Però qua Austin è Lorenzo il re. Dobbiamo accontentarci di un secondo posto che fa morale. Importantissimo. 2 pole. C'è il ritmo gara, c'è tutto. Buon secondo posto, ragazzi. Che sofferenza però. Buono. Ottimo secondo posto, raga. Sono molto soddisfatto. Alla fine raggiungono il parco chiuso, noi diamo uno sguardo alla classifica finale. Ok. Scusate un attimo, mi arriva anche. Siamo 45 punti, perfetto. Perfetto. Buono raga, un saluto dal comandone veneziano. Alla prossima gara. Ciao!